Tieniti forte perché da oggi Matto Scacco non sarà più lo stesso. Ebbene sì, come avevo già annunciato e molti di voi hanno già letto e hanno già interagito, Matto Scacco è finalmente lieto di annunciare che all'interno del team abbiamo una nuova collaborazione. Abbiamo un gran maestro, il primo gran maestro nella storia di Matto Scacco e ci terrà compagnia nel corso di questo tempo con i suoi video. Giocherà online, penserà, farà capire quali sono i ragionamenti che fa un gran maestro, il più alto titolo al quale uno scacchista può ambire. Allora basta, mi zittisco, è il turno ora del gran maestro Andrea Stella. Buona visione! Buongiorno a tutti, per me è un piacere trasmettere per Matto Scacco e oggi giocheremo alcune partite su chess.com. Ho appena creato un account nuovo, Mosse Divertenti, che ha un punteggio relativamente basso perché ho appena giocato un paio di partite per attivarlo e per vedere se funziona. Oggi giocheremo, commenteremo insieme le partite e speriamo di apprendere qualcosa di nuovo insieme. A questo punto cerchiamo un tempo decente, 5 minuti per esempio, che permette di pensare, mi permette di commentare le partite. Vediamo se qualche avversario ci accetta la sfida. Ora sto sfidando persone da tutto il mondo. Ok, ci hanno appena accettato. Abbiamo il bianco, iniziamo. Giochiamo qualcosa di attivo di tranquillo, ma qualcosa di tranquillo per iniziare il riscaldamento. Giochiamo l'apertura inglese. Abbiamo C4, il nostro avversario gioca D5, lottando per il centro. C per D5. Cambiamo un pedone centrale per un pedone laterale. Ora, uno dei principi più importanti dell'apertura sono il centro e lo sviluppo. Cavallo C3. Mettiamo la donna con tempo che deve muoversi 2 volte. Donna D6, D4. Ora abbiamo più centro. L'avversario ha perso 2 tempi con la donna. E a questo punto ha giocato cavallo F6. Possiamo sviluppare il cavallo F3. Sviluppare il cavallo F3 non è male, però possiamo anche occupare il centro con E4. È una cosa che mi sta piacendo molto. E4 probabilmente. Cavallo F3 va bene, però E4 è la più diretta. Ora magari se ci permette voglio fare E5, se non fa nulla. E ora chi sta meglio in questa posizione? Penso il bianco. Ecco, il nostro avversario sta trascurando di nuovo lo sviluppo, che lui dovrebbe sviluppare i pezzi velocemente. Muovere tante volte lo stesso pezzo in apertura, soprattutto la donna, non è mai una cosa buona. Ora sviluppiamo il cavallo. Però vedete che mentre il nostro avversario sta muovendo la donna tante volte, stiamo cercando di portare in gioco tutti i pezzi leggeri. A6. Va bene, a questo punto sono diverse idee. Potremmo mettere il nostro cavallo in E5, potremmo spingere i nostri pedoni centrali. Sono tante idee attraenti. Sto pensando quale potrebbe essere la più efficace. Il C4 molto interessante, il 5, 5 anche. A questo punto potremmo giocare, anche se non è una mossa davvero di sviluppo, gioco a 4, perché a 4 non è una mossa di sviluppo, ma visto che lui ha perso un tempo con A6, anch'io perdo un tempo con A4, più che altro per evitare future espansioni sue. Ora sviluppiamo l'alfiere, lo mettiamo in C4. Ora un attacco interessante, pressione contro F7. Ora lui ha problemi con l'alfiere in F8 e con l'alfiere in C8 che non si possono sviluppare. Ok, ho giocato E6, che è una mossa normale, una mossa che non deve essere cattiva. A questo punto arrocchiamo. Abbiamo finito lo sviluppo. Ora che abbiamo finito lo sviluppo, vediamo se possiamo intraprendere operazioni interessanti come aprire il centro. Il mio avversario ha giocato alfiere B4, si è aspettato qualcosa come alfiere 7 in verità, e ora potrei avere delle idee molto attive. Per esempio, una mossa che mi piace potrebbe essere D5. Perché D5? Perché, come dicevo prima, dicevo poc'anzi, aprire il centro non è male. Il problema di D5, potrebbe essere che potrebbe giocare cavallo a 5, però non deve essere male comunque per noi. Vediamo un attimo, D5, poi potrebbe cadermi il pedonino E4, minaccia alfiere per C3, cavallo per E4. Potrei giocare anche E5, diciamo che qua adesso una partita lenta, ho meno tempo,
sto facendo fatica a calcolare tutto, però fidiamoci dell'istinto. Il mio istinto mi dice che se apriamo la posizione con più sviluppo non possiamo stare peggio, non può essere male. Quindi intraprendiamo questo cammino. Ok, a questo punto ha giocato e per D, adesso potrei giocare e per D, posso anche giocare cavallo per. Cavallo per è una mossa che mi piace abbastanza, perché il mio cavallo è molto forte. Ok, a questo punto dovrei giocare e per D o anche alfiere per. Alfiere per è una mossa che mi piace perché l'alfiere rimane molto attivo. Ora potrà terminare lo sviluppo, ma comunque il nostro gioco sarà molto interessante perché tutti i nostri pezzi sono attivi. Ora giochiamo qualcosa di molto semplice, giochiamo alfiere F4. La nostra posizione è molto interessante, ora c'è pressione su C7, l'alfiere in C8 non gioca, non abbiamo avuto una vittoria diretta, non sono riuscito a creare una vittoria diretta, però comunque tutto è estremamente interessante per noi ancora. Cavallo E7, ora sto pensando se abbiamo qualcosa di concreto, qualcosa di chiaro come... Sto pensando cavallo E5 mi piacerebbe giocare se si può, però non vedo E5, donna di 8, che seria interessante ora che ci penso, cavallo E5, donna di 8, donna di 6 forse potrebbe giocare perché se va in D8 poi potremmo prendere in F7 con minaccia interessante, cavallo di 6, donna di 6 potrebbe giocare, magari potremmo giocare cavallo di 3, ma perché no? Più la guardo più mi piace. Cavallo E5 con tempo, magnifico. Avremmo potuto spostare l'alfiere, ma cavallo E5 interessante perché gli stiamo dando molto fastidio alla donna, quindi cavallo E5. Sì, questa mossa è davvero estremamente interessante. A questo punto, ragazzi, vedremo una combinazione molto interessante che si basa nel pezzo sovraccarico. La torre in F8 difende la donna. C'è un attacco Rajix, ora posso giocare alfiere per F7, così come cavallo per F7. La mossa che più mi piace è alfiere per F7, perché la torre, come vi dicevo, è sovraccarica. Quindi a questo punto catturiamo in F7. Se lui cattura il nostro alfiere, noi catturiamo la donna che non ha difensori. Questa è l'idea, perché la torre sarebbe meglio in questa posizione di due pezzi leggeri, ma c'è la donna in presa. Vedete la torre che non riesce a proteggere F7 e proteggere la donna. Quindi il nero ha dei problemi. Molto interessante questa cosa. A questo punto penso che debba spostare il re, a questo punto catturiamo, e poi spostiamo l'alfiere per esempio in B3, potrebbe essere una casella, in A2. A questo punto abbiamo delle minacce interessanti, vogliamo andare in F7. Non è male andare in F7. A questo punto sono curioso di sapere cosa farà il nostro avversario. Non è facile la situazione. E c'è da dire che abbiamo poco tempo. Come sempre, una cosa che mi piace prendere il tempo necessario per pensare, vedrete che spesso sarò in Zainot, un termine tecnico per dire in mancanza di tempo. Diciamo che il fatto di discutere la partita con voi anche impiega un po' di tempo, però mi piace spiegare il perché delle mie mosse. Quindi, ok, abbiamo poco tempo, ma speriamo di riuscire comunque a vincere. Nonostante questo zaino, come si può dire, alfiere C5, torre C1, molto utile attivare tutti i pezzi in caselle attive. A questo punto sono curioso di sapere cosa giocherà il nostro avversario. Alfiere di 4, a questo punto c'è una mossa molto forte, alfiere di 6, gli inchiodiamo il cavallo in E7. Ora sono curioso di vedere cosa giocherà. Non è facile la sua situazione, non lo è per niente. 32 secondi, cavallo F7, inchiodiamo uno scacco, così per dare un po' di fastidio. Un altro scacco per vedere dove va il nostro avversario. A questo punto spostiamo l'alfiere. E ora un'altra idea potrebbe essere andare col cavallo in D6. Di nuovo il tempo continua a scarseggiare, il tempo è sempre molto poco, però anche questo è emozionante. La torre potrà entrare in C7, ora diamo scacco e ora i nostri piani si stanno avverando. E prima possiamo ripetere un attimo, però no, perché ripetere. Proviamo questa mossa, ora dovremmo catturare la qualità, ora la torre è caduta. Ora la situazione è sempre critica per lui. Abbiamo 23 secondi, sarà sufficiente questo tempo per vincere? Vediamo. Davvero poco il tempo. Siamo davvero in ristrettezze di tempo, però se riusciamo a cavarcela.
Vediamo un po'. Bisogna vedere anche cosa giocherà lui. F5 dalle F5 e per a questo punto dobbiamo attivare i pezzi. Il tempo è davvero poco, però la nostra torre in settima è fortissima. Il suo cavallo è forte, quindi magari cercheremo di scacciarglielo con C3. Poi magari possibilmente porteremo l'altra torre in gioco, quindi C3 come avevamo detto. A questo punto vediamo che cosa giocherà. Torre di 1, attaccando cavallo. A questo punto 2 pezzi. Può catturare F2, ma è una cosa che non mi preoccupa, è re G2. A questo punto sia l'alfiere sia il cavallo sono in presa, quindi la cosa abbastanza positiva per noi. Ho dato F6, continuiamo l'attacco. Lo so che può dare delle scoperte, ma pazienza. A questo punto il nostro alfiere attacca la sua torre, attacca F6, 11 secondi rimanenti. Ora può dare uno scacco di scoperta, ma è tutto controllato. Non preoccupatevi che non succederà niente di male. A questo punto alfiere per F6, scacco matto. Il re è in trappola. Guardate gli alfieri. Il mio alfiere controlla tutte le caselle del re. L'alfiere controlla la casa in G8. L'alfiere controlla H8. La torre controlla H7. Scacco matto. L'avversario avrebbe potuto anche dare uno scacco di scoperta e guadagnare la torre, ma la partita si sarebbe comunque conclusa nello stesso modo. Quindi qua abbiamo visto che nonostante abbiamo chiacchierato, nonostante tutto, abbiamo rischiato abbastanza, siamo comunque riusciti a vincere con 9 secondi, che è una cosa che innervosisce, abbiamo rischiato, però proviamo a vedere se nella prossima partita, oltre che a giocare decentemente, riusciremo anche a mantenere un po' più di tempo, no? Per non avere una situazione da cardiopalma come quella di adesso. Quindi proviamo a vedere adesso se possiamo giocare un'altra partita. Proviamo a sfidare un altro avversario. Okay. Abbiamo di nuovo il bianco. Oggi siamo fortunati. Mi piace molto avere il bianco perché è più facile a giocare. Ok, ora giochiamo contro un avversario più forte che è intorno ai 1500 punti elo. Si gioca cavallo C6, che è una difesa interessante. A questo punto noi giochiamo C4, si chiama difesa Cigori. Ok, D per C4, a questo punto non mi ricordo molto bene la teoria, però se non mi sbaglio ho analizzato cavallo C3, non mi ricordo male. Potrei benissimo confondermi. Ok, a questo punto il nostro avversario ha giocato E6, a questo punto possiamo deciderci per uno sviluppo attivo, giochiamo E4, sarebbe stato più normale per lui sviluppare il suo alfiere fuori dalla struttura. Poi a questo punto A6 alfiere per C4, e ora abbiamo sempre più centro e più sviluppo, quindi per ora stiamo vincendo la battaglia dell'apertura. No, voglio cavallo A7, di nuovo una mossa un po' strana, perché il nostro avversario sta cercando dei piani un po' sofisticati. C6, è vero che sta bloccando tutto. Ragazzi, adesso, come ci insegnano i classici, come faceva già il grande Paul Morphy, uno dei più grandi giocatori della storia, 200 anni fa nel 1800, Paul Morphy è stato il primo giocatore a teorizzare il vantaggio di sviluppo e spiegava che è molto importante aprire il gioco. Ora voglio aprire tutte le linee possibili, quindi D5, voglio un centro aperto, voglio aprire la colonna A, vedete che si aprono linee, colonne, diagonali, pedone per, molto bene, magnifico. A questo punto possiamo dare fastidio, possiamo dare uno scacco in E1, questo si chiama mossa intermedia, abbiamo l'alfiere in presa ma prima gli diamo uno scacco. Alfiere 7, benissimo, a questo punto sto pensando come catturare in D5. Penso che catturare di cavallo non sia male, catturare di cavallo non è per niente male, la posizione sì, è estremamente promettente. Tra l'altro non so bene cosa possa fare. Ok, ora ha giocato direi 6, va bene, sviluppo, grazie, ricordatevi sempre lo sviluppo molto importante, alfiere F4, ora minacciamo di andare in C7 con il cavallo, cavallo di 5 C7 con un doppio attacco a re e torre, mi avevo promesso che non sarei più andato in ristrettezze di tempo, ma purtroppo sta accadendo di nuovo, ma non preoccupatevi perché abbiamo visto che poi dopo quando il tempo scarseggia riusciamo
a giocare velocemente, l'avversario ha giocato cavallo e6, ecco, vedete che a questo punto sfruttiamo il nostro vantaggio di sviluppo che abbiamo acquisito e giochiamo cavallo C7, ovvero usiamo i nostri pezzi per guadagnare materiale, i nostri pezzi più sviluppati che sono già entrati in gioco. Ora è una situazione abbastanza difficile per lui. Perché abbastanza difficile? Perché abbiamo dato un attacco doppio o triplo. Il nostro avversario ha giocato re di 8, a questo punto catturiamo in e6 di alfiere. Ora, se cattura in e6, catturiamo con il cavallo. Ok, ha catturato la donna. Ora semplicemente ricatturiamo. Con la torre A, ora l'ultima torre in gioco. Tutti i miei pezzi sono forti. Ha giocato torre C8, però la torre era attaccata, ma non aveva buone caselle. Sta provando a portare tutti i suoi pezzi in gioco, ma purtroppo per lui alfiere per C8, mossa che un po' lo frega. A questo punto il nostro vantaggio è abbastanza consistente e dobbiamo cercare di concretizzare a questo punto. Quello potrebbe essere un modo per concretizzare, potremmo provare a continuare l'attacco così, oppure principio di semplificazione. Una cosa che mi piace molto spiegare ai miei allievi: quando sei in vantaggio di materiale, si possono ridurre i pezzi, per esempio cavallo di C. Per esempio, pensate a una partita di calcio, no? Se ci sono 11 giocatori e viene squalificato un giocatore per il cartellino rosso, 11 contro 10, è un vantaggio che si sente, ma non è un vantaggio come se fosse 10 contro 9, 9 contro 8, 4 contro 3, 2 contro 1. Io voglio cambiare i pezzi perché la differenza di materiale rimane, ma il rapporto di materiale cambia, ovvero meno pezzi ci sono sulla scacchiera, più pezzi scompaiono e più sarà facile valorizzare il materiale che ho in più. Ora cambiamo tutti i pezzi, i pezzi rimanenti vincono. Sì, qua l'avversario ha abbandonato perché non riesce più a questo punto ci ha offerto la rivincita, accettiamogliela. Le torri sono molto forti adesso e in settima non aveva più niente da fare, la torre in H8 era anche cattiva, ho accettato la rivincita, vediamo che ha giocato E4, ha gioco E6, gioco la difesa francese che ha giocato alfiere, ecco, alfiere C4 non è granché contro la francese perché mi permette di occupare, voleva fare forse il matto del barbiere, ma contro la francese non è granché. A questo punto va all'F6, che a questo punto ha giocato D4. A questo punto possiamo continuare a sviluppare i nostri pezzi. Per esempio, una mossa che mi piace qua è alfiere D6. Il nostro alfiere è molto forte su questa diagonale. Ecco, ha giocato H3 molto prudente, ma secondo me sta trascurando ancora lo sviluppo. La sua idea è abbastanza sofisticata, ma non credo che sia la migliore. Va bene. Ora a questo punto ho giocato cavallo E2, giochiamo una mossa semplice come C6 e a questo punto trascuriamo anche noi diciamo, il concetto dello sviluppo e voglio occupare la casella in E4 per attivare un po' i miei pezzi, poi vorrò continuare, ok, e ora voglio continuare con una mossa come alfiere F5 in modo da attivare le mie truppe. Ok, F3 ha giocato, che è una mossa interessante, però secondo me il problema di F3 è che forse potrebbe indebolire leggermente le caselle intorno al suo re, perché non è una mossa che mi piace particolarmente, diciamo. A questo punto gioco cavallo G3, il cavallo sarà molto forte, l'alfiere in G3 è forte, ora voglio giocare donna H4, magari l'alfiere tornerà in C7, voglio creare una batteria per il controllo e case sicuro, ok, alfiere 3, ora bisogna portare i pezzi in gioco, torre 8, portando in gioco la torre con tempo, molto importante. Bene, donna H4, mossa piuttosto logica. A questo punto potrei continuare lo sviluppo, per esempio, penso che una mossa come cavallo di 7 non sia male. L'altra mossa che sto guardando è donna H4, una mossa che effettivamente mi sta tirando. H4 penso che non sia male, però mi piacciono abbastanza le cose semplici. Cavallo di 7 no, non si può non giocare una mossa così naturale. Che alfiere F2. A questo punto sto pensando se cambiare o mantenere i pezzi. Entrambe le idee hanno il loro perché. Quando si cambiano i pezzi è anche importante capire se cambiarli noi o farli cambiare a lui. Allora, potremmo ritirare l'alfiere, cosa che non sarebbe male. Potremmo giocare donna C7 in modo da mantenere un certo controllo delle case scure. Perché, ok, la mia tesi è che lui sia abbastanza debole sulle case scure, che il nostro alfiere possa fare più danni del suo.
Ok, ha giocato alfiere C2, molto bene, sarà una mossa previsibile. A questo punto giochiamo donna F6. Attivare la donna. Ora se mi cattura in F5 catturerò anche in F5, l'alfiere è forte, possibilmente vorrei creare una batteria. Ho un vantaggio di sviluppo momentaneo. Non so se sarà sufficiente, però probabilmente abbastanza per creare qualche problemino. Ok, a questo punto ho giocato cavallo a 3, questa è una mossa molto logica. E però potrei provare a migliorare questo cavallo. Questo cavallo potrebbe essere abbastanza forte, per esempio potrei metterlo in F8, da lì in G6, in F4, potrei mettere l'alfiere in F4, non sarebbe male, e mettere l'alfiere in F4 potrebbe essere un'idea estremamente interessante, perché no? Alfiere F4 gli fa già prendere una decisione, non è affatto piacevole. Donna C2, sì, vuole ridurre l'iniziativa. Ora ragazzi, volevo creare un attacco prima che con la donna contro il suo re, però posso trasformare questa posizione, posso avere un vantaggio di attività nel finale, avere la famosa torre in settima o seconda traversa avendo il nero. E ora il bianco, problemi davvero notevoli. La nostra torre è un mostro. Ora già la mossa del nostro avversario è astuta perché ha difeso indirettamente il pedone in B2, però la posizione dovrebbe sempre essere più vantaggiosa per noi. Effettivamente questo che ho giocato è molto interessante, perché il cavallo potrebbe essere abbastanza forte in D3. Forse dobbiamo provare anche noi quindi a sviluppare i nostri pezzi. Possiamo mettere il cavallo in B6. Di nuovo siamo in ristrettezze di tempo, però beh, ormai avete capito che lo Zagnac è l'elemento che ci accompagnerà nelle nostre partite. Solo un minuto ci rimane, però un minuto si possono fare un sacco di cose. Che alfiere di 6. Ok, ora ha giocato pedone B3 per limitare il nostro cavallo. Ok, ora giochiamo E6. Ora proverà a cambiare le torri, noi cambieremo. Gli lasciamo la colonna E, però poi attiveremo il nostro re. Teniamo tutte le case d'entrate. Ok, qua siamo non ho giocato in modo molto preciso, diciamo che sta riuscendo a ottenere una posizione decente, forse all'alfiere un po' cattivo. Io ora voglio mettere tutti i pedoni sul bianco, ok, lui ha giocato a 4, ora giochiamo B5, mossa relativamente rischiosa, però voglio creare un pedone passato, potrebbe essere una fonte di notevole controgioco. Ok, ho giocato torre a 1, a 4. Sì, sono riuscito a squilibrare un po' la struttura. Questo pedone potrebbe essere forte, ok? Ho giocato B4, ora attiviamo il cavallo. Il cavallo vuole andare in C4, sarà una casa molto forte. Ok, cavallo C5. A questo punto vediamo cosa vuole fare. Attaccare dei pedoni? No, non ha attacchi concreti, quindi cavallo C4, il nostro cavallo è molto forte. Eventualmente potremmo cambiare il nostro alfiere 1, vedete questo alfiere è molto passivo, a questo punto attiviamo il nostro pedone, lo spingiamo più che possiamo, ok, a questo punto lo vorrei spingere ancora di più, ho paura che non serva molto, giochiamo H5, ora come sempre il tempo è molto poco, la posizione non è male, a questo punto giochiamo G5, voglio prendere un po' più di spazio, in quest'ala la torre potrebbe, sì, penso che forse il fattore chiave qua sarà ricollocare la torre sulla colonna E dove potrà essere molto forte. A questo punto giochiamo torre 4, per un piano potrebbe essere giocare G4, poi eventualmente entrare con la torre in E2, 20 secondi, davvero poco tempo, e G4, capera capè, a questo punto torre 2, ora abbiamo poco tempo ma siamo molto attivi, vediamo se ancora, e se il tempo stavolta ci tradirà, ci sarà abbastanza per vincere questa partita. Il tempo potrebbe portare anche una sconfitta in diretta, perché si potrebbe anche perdere per non avere il tempo matematico per eseguire le mosse, e questa sarebbe una cosa poco spiacevole. Ora vediamo se questi 20 secondi ci tradiranno oppure no, perché a questo punto manteniamo l'alfiere, molto importante, questo alfiere ci può servire. Ok, il nostro avversario ha giocato così, giochiamo questo, a 2. Ora davvero il tempo è poco, vediamo se siamo davvero in ristrettezze di tempo. Ora il suo pedone sta per andare a donna, ma è qualcosa che faremo anche noi. Presa,
è andato a donna prima di noi. Cosa possiamo fare? Ho fatto un errore gravissimo. Ora ci ha fatto andare a donna. Ora abbiamo di nuovo più materiale. Ora dovremmo vincere. Ora abbiamo la torre in più. Abbiamo 8 secondi, però dovrebbe essere un vantaggio sufficiente per vincere. Mi dispiace se tecnicamente questa partita è stata molto brutta. Un vantaggio molto interessante, poi chiarando il tutto è diminuito il vantaggio. Ora con così poco tempo ho rischiato di tirare tutto alle ortiche, però l'Aver forse si è emozionato così. Alla fine 2 secondi, un secondo, scacco matto. Va bene, avete visto una situazione pietosa dove l'ho lasciato promuovere e lì con poco tempo mi stava sfuggendo. Vi stavo proprio raccontando come si può perdere indirettamente di tempo, però poi forse un po' emozionato, ci ha lasciato promuovere a sua volta, questa volta con un po' di fortuna e abbiamo vinto. Sì, con poco tempo, avete visto che ormai si può dare scaccomatto velocemente, no? Anche con pochi secondi, con un po' di esperienza. A volte quando uno ha le prime armi fa fatica. Va bene, oggi sono riuscito a giocare descrivendo le partite, che è un'esperienza che per me è molto interessante. Difficile perché è difficile pensare alle mosse e parlare, però spero che sia riuscito comunque a trasmettervi i miei piani, i miei errori e che comunque da queste partite abbiamo potuto trarre un insegnamento. Nelle prime partite avete visto il vantaggio di sviluppo come interessante. Questa partita è stata un po' tecnica, forse non ho pensato in alcuni momenti, dovrei aver dovuto metterlo di più sotto pressione e nel finale alla fine siamo andati a stare meglio, però gli ho dato del controgioco quando avevo guardato il cavallo in A5, ho fatto avanzare il suo pedone, ho dato del controgioco a lui. Poi però, essendo una partita lampo e gli eventi sono cambiati di nuovo e abbiamo vinto. Quindi vedete partita cardio-palma, strettezze di tempo. Ok, spero che tutto questo vi sia piaciuto e niente, spero di rivedervi presto un'altra volta per un altro appuntamento. A presto e grazie. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!